Buonasera a tutti e ben a Novis. Ieda ora cresce in tutta Italia e massime in Friuli, Vignesi e Giulia la circolazione dal Covid fra la popolazione, con un grande aumento dei news cash, anche se il numero dei morti è da ora a calare. C'è il salte fuori dal studio settimanale fatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che mette in evidenza che dalla nostra regione l'indice RT ha la sua 1,7, quindi al valore di 0,9 dalla settimana passata. Al cresce, anche se di pochi, il tasso di occupazione dai IEZ e dalla terapia intensiva, passata dal 4 al 5%. Resta invece stabile che il dall'Isaris Medicis. Trieste si conferma la zona con il più grande numero di infezioni in Italia, facendo segnare un'incidenza di 150 casi per ogni 100.000 abitanti. Resta in Daur, rispetto alla media nazionale, il dato sulla vaccinazione. In Friuli Vignesi Giulia il 73,1% degli abitanti ha completato il percorso dagli vaccini, quindi il 75% dall'Italia. Invece, dome il 17,4% la fa da terza dose, quindi il 30,2% a livello nazionale. E sono 249 news cash che sono saltate fuori dalle ultime 24 ore in Friuli Vignesi Giulia su 5.477 tamponi molecolari e 22.550 test svelzi. Dalle ultime 24 ore sono state registrate 3 morti legate alla pandemia, una femmina di 90 anni e un uomo di 96 di Trieste, morti a Chiaselor. A Chestia e di Giontà, una femmina foreste di 83 anni smanchiate all'ospedale di Palme. A Son 10 le persone ricoverate in terapia intensiva con 59 pazienti ricoverati in ospedale di altri reparti. Sono 46 le persone positive al Covid fra Trieste e Gorizia che hanno avuto con le manifestazioni no Green Pass saltate sfurfi in Cumò. A Dilu l'epidemiologo Fabio Barbone che dirige la task force regionale per le emergenze Covid. Il FUC più importante in regione, con il rivazzatore di individuare dopo un processo di tracciamento e contatti a vonde complesse fatte dal Dipartimento di Prevenzione. Queste infezioni sono i risultati di contatti stretti di mancul di 1 metro e Chiantà e Vosano hanno aiutato dal sicuro. La prima positività è venuta fuori dal Puerto Triestin e ieri è stata che di Fabio Tuiac, ex consigliere comunale, che aveva detto che il coronavirus è alche che esiste dome tal chiaf dalla int ipnotizzate. A son di botte 5.000 posti di lavoro perduti dal 2020 per colpa della pandemia in tal terziari in Friuli Vignesi e Giulia, il settore più penalizzato. Altri 40.000 lavoratori sono stati considerati in pericolo di licenziamento ai primi del 2021, ma per fortuna l'indice congiunturale dai livelli di occupazione ha tenuto. A son che questi dati vengono fuori un incontri dagli enti bilaterali, dal terziario e dal turismo dalla regione, che è andata in carica a Format Research e IRES FVG di fare una ricerca sugli effetti delle emergenze Covid in regione. In una regione dove il conto degli occupati anche dai primi mesi del 2021 resta inattivo e ha commentato l'assessore regionale Alessia Rosolén, il terziario è dal sicuro uno dei settori economici che ha più patito per le emergenze. Accompagnare le imprese e i lavoratori di questo settore dalle trasformazioni che attoccano il mercato del lavoro, ha detto in Timor Rosolén, e è un'ennestra priorità. Alle Colat, subito dopo il decollo, un parapendista di nazionalità tedesca che si è buttato dal Monte Valinis, dal comune di Midun. L'uomo alle Colat Partiere si è procurato una frattura per recuperare è stato necessario intervento all'elicottero dal soccorso. È stato menato in ospedale a Pordenone e non è in pericolo di vita. E giusto al riparo dal Valinis sono stati installati un defibrillatore di ultima generazione e un kit con fiale di adrenaline. Alle 11:70 defibrillatori regalati alla provincia di bande di Friuli-Ovest Banca. Il riparo al torna iesi così un look di sicurezza perché che frequenti in La Monta, l'ha detta Bernardo Gasparini, che è il presidente di Asso Rifugi dal Friuli Vignesi e Giulia.
Sono scominciati su a Aquile le celebrazioni per i 100 anni dal milite ignoto, ma il momento centrale sarà mercoledì con la visita dalla città patriarcale e a Re di Puglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla Basilica è stata celebrata la messa grande alla presenza del sindaco Emanuele Zorino, dall'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari e dalle autorità civili e militari. Domani alla deriva a Aquile il ministro della difesa Guerrini per preparare la visita del presidente Mattarella. La scelta dal quale dal milite ignoto gli ha data Aquile cent'anni in daur il ruolo di città Mari, dunque non si infevele il sindaco di Aquile Emanuele Zorino. Era la giornata che riguardava la scelta da Mari, Maria Bergamas, la Mari del Friuli Venezia Giulia, la Mari d'Italia, che rappresentava tutti i mari che avevano perduto un figlio tra il gran conflitto della Grande Guerra. È stata un'emozione immensa, abbiamo di tutte le associazioni d'arma, i Frus da Squelis, che sono i prince a cui che il messaggio cavares di essi sempre riguardati, perché loro che sono al futuro della nostra terra hanno una responsabilità di essere cittadino del futuro e la storia che è passata di qua, è passata di Aquileia, in memoria proprio del grande centenario del milite ignoto, è una roba fondamentale. Voi veramente era tanta gente Aquilea che il discorso qua vuol dire che in realtà c'è una roba che si è seduta 100 anni fa, in realtà non è così lontana. Abbiamo una memoria sintuda, è una memoria sintuda che dal momento in cui viene sintuda diventa una roba di comunità. E noi abbiamo lavorato, abbiamo scelto di lavorare sul concetto di comunità, abbiamo scelto di lavorare sul discorso da cerimonie per logicamente gli eventi, ma soprattutto sul costruire una coscienza che sia collettiva, di una memoria che è storica, è una memoria che è spirituale, è una memoria che le ha dalla nostra int. E la bandiera che 100 anni in daura fasciata la cassa dal milite ignoto tornerà a passare come che volte anche per la stazione di Udin, in favore del sindaco della capitale Pietro Fontanini. L'importante riguardare dopo 100 anni questo avvenimento, perché la prima guerra mondiale è stata una guerra terribile, con tanti morti, con tante sofferenze, che ha colpito in maniera forte anche il nostro Friuli. Abbiamo avuto più di 100.000 morti in Friuli e soprattutto abbiamo avuto anche la profuganza, perché il Friuli è stato occupato dalle truppe austro-ungariche e quindi si vuole ricordare dopo 100 anni questo terribile momento della storia dell'umanità che ha provocato tante sofferenze. Il passaggio domande de bandiere. Domani la bandiera passa per Udin a 3:15, lì della stazione, proprio a 100 anni di ciò che è avvenuto, proprio quando il milite ignoto di Aquilea alle partite per arrivare dopo a Roma e passare anche per Udin. Dal comune di Voleson d'Argin nascerà la nuova biblioteca che sarà intitolata a Novella Cantarutti. Sentiamo il sindaco Marcus Marmair. Una bella novità da Voleson d'Argin. Il comune nasce dalla fusione fra il comune di D'Argin e il comune di Voleson ha avuto in eredità un gruppo di fabbricati che avevano essere riconvertiti o doprati per servizi nuovi. Tra che si viene pensato di doprare il municipio di D'Argin per fare la nuova biblioteca. Una biblioteca che sarà moderna, grande, con tante opportunità, soprattutto per i fioi e ciò che fanno l'università. E avanzava una roba, decidi come chiamare questa biblioteca. E ieri la giunta comunale ha deliberato di intitolarla Novella Cantarutti. Un personaggio veramente grande della nostra cultura, dagli ultimi science, nato da Spielberg, che è vissuto per tanti anni a Navarons di Medun. È un'opportunità per far conoscere le sue poesie, la sua capacità di scrivere e valorizzare la nostra biblioteca e fare in maniera che i giovani che saranno dentro a conosceranno un po' di sé che vuol dire il furlante alla cultura. Per lo signore tutto, appuntamento a domani sera sempre alle 9:20. Mandi e riviodisi.
Thank you.